Quando de fronte a me la gente gratta m'ho fatto sa gara improvvisata. La tradizione della poesia cantata in rima è un fenomeno antichissimo. Se ne parla nei poemi omerici e nelle opere di Virgilio. Ogni popolo ha un suo modo di cantare, ma in nessun'altra parte del mondo questa forma di spettacolo ha raggiunto un così alto livello tecnico e di contenuti come in Sardegna. Sa Domo de sa Poesia Cantada è un museo interamente dedicato all'arte dell'improvvisazione poetica. Trova la sua naturale collocazione a Silanus, l'unico paese della Sardegna ad aver avuto contemporaneamente e per oltre 45 anni consecutivi, dal 1953 al 1999, due poeti improvvisatori di eccellenza assoluta. Sa Domo de sa Poesia Cantata è nata grazie a un'idea del compianto Paolo Pillonca, che tutti conosciamo, è cultore ed esperto della poesia improvvisata, della cosiddetta poesia bolu. Era venuto a trovarmi in paese proponendomi un progetto per valorizzare la poesia estemporanea. E quindi poi successivamente venne fatto questo bando dalla parte dell'assessorato alla cultura della regione Sardegna. Avevamo partecipato, era stato erogato un finanziamento e poi si è proceduto a realizzare questo fantastico, museo che raccoglie e racconta la storia della poesia estemporanea sarda. Rai Radiotelevisione Italiana. Gara poetica. Selezione curata da Paolo Pillonca. Questa registrazione è stata fatta con mezzi Rai nel 1979 a Bonarcado per la festa di San Giovanni Battista il 24 giugno ed ha per protagonisti due poeti estemporanei, cioè due rappresentanti di un'arte antichissima in Sardegna e perfezionatasi via via. E ne parliamo col massimo esperto in materia, Paolo Pillonca, che ha scritto un libro fondamentale intitolato Cent'annos. Ciò che mi ha colpito è soprattutto questo carattere di invenzione del verso. Come inventare la parola dal nulla? I perché protagonisti nella poesia a tavolino, della gara stessa non sanno in anticipo che cosa diranno, perché iniziano a cantare senza una traccia prestabilita e, finita la parte iniziale, è il comitato che assegna dei temi. Di Paolo noi sappiamo che è stato sicuramente il più grande studioso dello scantatore della poesia. Tra gli studiosi della poesia bolu, lui occupa sicuramente il gradino più alto. Teniamo conto che quando lui recupera tutta la storia dello scantatore della poesia, dà dignità, dà profondità, dà futuro a uomini che altrimenti noi avremmo dimenticato. Il grande merito di Paolo è stato quello non soltanto di aver scritto per intero la storia della poesia cantata, ma è stato soprattutto quello di aver recuperato, tolto dall'oblio, la storia di uomini straordinari che noi avremmo dimenticato. Ecco perché Paolo poi, che crede nel valore della poesia cantata, si preoccupa e si chiede: "O bella musa, dove sei tu?" nel suo ultimo libro. Proprio fa questo ragionamento, per dire: ma i grandi poeti di allora non ci sono più, perché tu musa non li proteggi? La passione per la poesia è una cosa che nasce naturale, è una cosa che si gioca da dentro e poi però bisogna vedere se l'ambiente a quanto si può sviluppare questa cosa, che uno può tenere sul dono di natura pure, questa passione, però che nasce da un ambiente che poesia non vede gente cantante, non ottiene occasione, un giovanello non può cantare. Maradona, se non hai mai visto un pallone a pisello non fu diventato un Maradona. Tutti i poeti improvvisatori che io ho conosciuto, tutti, nessuno escluso, hanno parlato di questo tipo di apprendistato. La scuola dell'ovile, anche qui, è fondamentale perché negli ovili si cantava tutti i giorni anche, però si cantava soprattutto durante le feste di tosatura, di marchiatura.
Io ho cominciato a cantare in un tempo su che è già morto con su cantare che ti sparto i sos ambientes de esta, de Sarvidas, a Battigares, Tusurios, Coios e cose regai. E nunca sono vicino che si queria provare, che un anno e mezzo e cominciare con una duina, una batturina, abbiamo cominciato tutto. E poi a bella si faceva sottare. Pepe Soggiu ha raccontato, anche gliel'ho scritto da qualche parte, come lui a 9 anni, nell'ovile del padre e dei fratelli, vedendo, sentendo quelli che cantavano, ha cantato anche lui e alla fine la gente diceva «Oh, questo pure canta!» Con Sadommo della poesia cantata, oltre a rendere onore a una delle maggiori arti, anzi per me l'arte più grande che la Sardegna può vantare di avere, la poesia a Bolu, diamo il giusto riconoscimento a chi pratica questa grande arte e soprattutto a Mario Masala e Francesco Mura che hanno fatto conoscere Silanus in tutta la Sardegna e non solo, e che sono stati sospoetar mannos. Silanus è considerata la culla del canto in rima improvvisato, essendo luogo natio di 2 dei più grandi poeti sardi, Mura e Masala, e potendo vantare ancora oggi una radicata cultura rispetto a tale disciplina. Un importante obiettivo che si aggiunge ai precedenti è perciò anche quello di valorizzare e promuovere attraverso Sadommo della poesia cantata e tutta una serie di iniziative ed eventi ad essa legati il paese di Silanus e il suo territorio. Sadommo della poesia cantata rappresenta un unicum in Sardegna, una cosa che non è mai stata realizzata in nessun'altra parte dell'isola, è un'attrazione di livello che va ad aggiungersi a tutte quelle che sono le altre attrazioni che abbiamo la fortuna di possedere, perché abbiamo l'ambizione, partendo da Sadommo della poesia cantata e dai nostri siti, soprattutto quelli archeologici, di sviluppare dei progetti volti alla valorizzazione del nostro paese e dell'intero territorio, e quindi rendere Silanus come un centro di attrazione dal punto di vista turistico. Con oltre 250 metri quadrati di allestimento, la mostra presenta dei pannelli a parete dall'intento narrativo variegato, didattica, storia, curiosità, coinvolgimento emotivo. In una saletta riservata trova spazio la mediateca, con 2 postazioni multimediali dedicate a ricerca e approfondimenti nell'archivio della Domus Deiana Editore. Notizie, curiosità, biografie dei poeti, gare audio e video, trascrizioni e tanto altro. Ad accompagnare lo spettatore, inoltre, una piacevole scorciatoia, con un percorso video narrato da un vate d'eccezione, Paolo Pillonca, che per oltre 50 anni ha indagato e studiato il fenomeno sui misteri della poesia improvvisata in Sardegna. Infine, i visitatori più audaci hanno la possibilità di apprendere divertendosi, mettendosi alla prova e dar vita ad una sorta di gara poetica nel piccolo palco allestito dentro il museo. La regola della gara poetica è la più democratica che ci sia, nel senso che ciascuno dei protagonisti ha a disposizione lo stesso spazio e quando ha finito di esporre ciò che doveva esporre deve star zitto, sedersi e star zitto ed ascoltare quello che l'altro gli risponde. Questo per tutta la durata della gara, cosicché non ci sono sovrapposizioni di voci, c'è l'assoluto rispetto dell'ascolto, chi parla ha diritto di essere ascoltato in qualunque condizione di gara, anche nei momenti di tensione estrema. Il comitato che organizza la gara poetica pubblica assegna la prima coppia di temi se la gara avviene tra 2 improvvisatori o la prima terna se avviene fra 3. Del tema preventivamente gli improvvisatori non sanno nulla, normalmente si tratta di una coppia contrapposta, per esempio uno canta la luce e l'altro canta il buio. Il gioco della gara poetica prevede che se uno sostiene una tesi, l'altro deve cercare argomenti contrari alla tesi del primo, di quello che ha iniziato la gara, in modo che il contrasto, la rivalità, la sfida sia presente comunque anche in forma lieve, ma potrebbe essere però una forma aspra. Ciascuno
compie una sorta di processo di autoidentificazione con il tema che di volta in volta canta, anche quando, e questo mi sembra molto importante, il tema non è proprio congeniale allo spirito del poeta. Naturalmente il premio che perpetua la fama degli improvvisatori è l'onore che di volta in volta riescono a farsi. Senza l'onore non esiste gara poetica. Sa Domo della Poesia Cantata è un progetto in continua evoluzione. Abbiamo l'ambizione di realizzare grandi cose, di implementare innanzitutto con le nuove tecnologie la struttura che ospita Sa Domo della Poesia Cantata per renderlo maggiormente fruibile e sempre più tecnologico, ma l'ambizione più grande è quello di far conoscere e valorizzare al meglio quella che è la nostra più grande ricchezza, ossia la lingua, il sardo, perché la lingua rappresenta quella che è la nostra cultura, quelle che sono le nostre tradizioni e quelle che sono le nostre origini. Sa Domo della Poesia Cantata vuole fare questo. La poesia improvvisata ha svolto un ruolo fondamentale per la difesa e la valorizzazione della lingua sarda. Nelle gare poetiche si è avviato inoltre il percorso per l'individuazione di una koiné riconosciuta in tutta l'isola. I cantadores utilizzavano un modello di riferimento che rifuggiva dai municipalismi e abbozzava un primo progetto di standard linguistico unitario. Per questo la gara logudorese veniva apprezzata anche in altri territori della Sardegna. In Sardegna, nel logudorese, come nelle altre zone, sopravvive una tradizione poetica in forma di gara. I poeti improvvisano ottave su un tema estratto a sorte e le cantano, uno per uno, sostenendo tesi opposte. E c'erano ancora i grandi, Raimondo Rubiras, Barore Duccone, Barore Sassu, e poi gli altri, nati negli anni 20 o negli anni 10, come Pepe Zozzu, Ioannes Eu, oppure negli anni 20 come Bernardo Zizzi, o negli anni 30 come Mario Masala e Francesco Mura. E allora gli improvvisatori erano molti e quindi le gare aumentavano. Dopo l'esordio di Mario Masala nel 1951, aveva 16 anni Mario Masala, le gare sono cresciute di numero, perché tutti volevano sentire questo ragazzino, che poi 2 anni dopo il suo compaesano Francesco Mura, ugualmente, duo spizzinno silaneso. Francisco è malumore dandomi da solo ti spiegare esto tu de esa legge su potere rispetta la grande stin vigore el bella si sa legge stin favore ma però si la va che ne al contrario e in arremivare de opportuno non potete essere contento nessuno. Molte risposte rimaste poi famose, rimaste nella memoria degli ascoltatori, degli appassionati attraverso le generazioni, non sarebbero mai nate se il poeta avesse avuto la penna in mano, perché nascono da un empito di creatività che aveva analizzato nell'Ottocento Vittorio Angius, che era un prete molto colto. Vittorio Angius scrive: questi sembrano avere nel loro interno un Dio, dice proprio così, un Dio. Vittorio Angius scrive: non già pronto ai voti, ma ossequioso ai voleri. È letterale questa citazione. Il segreto della poesia è che manco noi ce li schimmo. Samutta este su s'animo che su cantatore de cantare ponarre, che cambia de un usero a satti. A volte basta un malumore di nuda ponarre, poi compromettere a gara tutti in tre.
Una cosa strana è che a volte, secondo il suo stemma, che in ordine su palco, a berzo su bigliettello del suo tema, secondo il suo tema chiesto, sul momento non momento nulla adesso che devo fare di questo tema. E il suo tema lo devo cantare un'ora. Poi però, quando si comincia a scommettere che ti saluta una luce... Ma resta a cantare che in un'idea, in conca, proprio su frazione di secondo che io mi sono pensando adesso a catrea, tenzi in conca di narrare questo verso, chissà quale motivo a periodo avuca e cambio qualche cosa che mi evoca dai passo, dai sutratto giusto, il ballo sammetrica può narrare. O tenzo in conca di narrare un uvaeddo e all'ultimo momento chissà puite che non sa motivo che ne ponzo uno che vi decca per spacco. E puite questa cosa. Che a volte si succede, su concetto che poi deve rispondere a suo collega, porta sti lunardi in sala serrata, quindi quando lui si sfinende soltata e devo so pesantamente a suo microfono. Ogni sfida è come la prima. Pepe Soggiu, dopo oltre 50 anni di carriera, diceva non va gara uguale a Sattera, per me d'ogni zero è su primo zero che si intende. È il miracolo della creazione poetica, della lingua che ne scripiù de noi e noi non la potremmo comandare, che comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuro. E su misterio e sa poesia è questo che manco so cantatores che la criana in poco segundos ischini sa da essere bella o fea, sia da piagere a sa gente o non la da piagere. Sempre gai da esa vizzinia a sus ultimos annos. Quando di fronte a me la gente grata m'ho fatto sa gara improvvisata pro gusto occasione cambiata.